Nome. Arianna. Ti è piaciuto il campo avventura? Sì, perché ci sono esperienze che non si svolgono tutti i giorni. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Vorrei approfondire il primo soccorso e l'unità cinofila. Rifaresti questa esperienza? Sì, ma con più settimane. Nome. Sara. L'attività che ti è piaciuta di più? Costruire una zattera. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Unità cinofile. Rifaresti questa esperienza? Sì, perché conosci molte persone. Nome. Davide. Canoa o zattera? Canoa. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? La guardia costiera. Rifaresti questa esperienza? Sì, 1000 volte perché mi sono divertito un sacco e c'è un sacco da fare. Nome. Anna Chiara. Hai fatto nuove amicizie? Sì, ho conosciuto tantissime persone molto simpatiche. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? La tutela dei beni culturali. Rifaresti questa esperienza? Sì, tantissime volte perché ne vale davvero la pena. Nome. Andrea. Un aggettivo per descrivere questo campo. Bellissimo. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Unità cinofila. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Davide. La cosa più buona che hai mangiato. Lo spezzatino. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il soccorso fluviale. Rifaresti questa esperienza? Certo che sì. Nome. Damiano. Come deve essere una chiamata al 118? Deve essere veloce e precisa. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il soccorso coi cinofili. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Leonardo. Cos'è la protezione civile? La protezione civile è un sistema che raggruppa diverse associazioni di volontariato che sono specializzate in diversi settori. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il reparto volo. Rifaresti questa esperienza? Sì, certamente. Nome. Sabrina. Come ti sei trovata con lo staff? Benissimo e sono molto piacevole. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Cinofilo. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Federico. Ti è piaciuto il campo avventura? Sì. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Guardia costiera. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Michele. Come ti sei trovato con lo staff? Mi sono trovato bene con l'intero staff. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Probabilmente vorrei approfondire la specializzazione di subacqueo. Rifaresti questa esperienza? Credo che non la rifarei perché i posti sono pochi e credo sia giusto lasciare spazio anche a tutti gli altri. Nome. Daniele. Canoa o zattera? Zattera. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Antincendio boschivo. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Eleonora. Hai fatto nuove amicizie? Sì, con la maggior parte delle persone di questo campo. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? È interessante la tutela dei beni culturali, ma anche il primo soccorso sarebbe bello. Rifaresti questa esperienza? Certo. Nome. Angelo Sirio. Canoa o zattera? Canoa. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il SAF. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Riccardo. L'attività che ti è piaciuta di più? Canoa e andare a fare il bagno al largo. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? O l'unità cinofila oppure il SUV. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Alessandro, La cosa più buona che hai mangiato? il piatto di pesce, Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? guardia costiera. Rifaresti questa esperienza? Sì, Nome. Andrea. Cos'è la protezione civile? L'ente volontario che si occupa alla prevenzione o comunque al sostegno in caso di catastrofi naturali. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? L'unità cinofila. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Silvia, L'attività che ti è piaciuta di più? l'uscita in canoa, Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? l'unità cinofila. Rifaresti questa esperienza? Certo. Nome. Sofia.
Un aggettivo per descrivere questo campo. Speciale. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il gruppo cinofili. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Beatrice. Ti è piaciuto il campo avventura? Sì. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il primo soccorso. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Nicolò, Cos'è la protezione civile? Protezione Civile è un gruppo di volontariato che si occupa di prevenire beni culturali, proprietà e esseri umani. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Aeronautica. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Alessia. Hai fatto nuove amicizie? Sì. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Cinofili. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Carlo, Come ti sei trovato con lo staff? molto bene. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Il primo soccorso, Rifaresti questa esperienza? certamente. Nome. Matteo, La cosa più buona che hai mangiato? pasta col pesce. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Cinofili. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Andrea, Come deve essere una chiamata al 118? breve e precisa. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Cinofilia. Rifaresti questa esperienza? Sì. Nome. Riccardo, Un aggettivo per descrivere questo campo. meraviglioso. Quale specializzazione della protezione civile vorresti approfondire? Sinofili, Rifaresti questa esperienza? certo. Nome. Martina, 2 aggettivi per descrivere questa esperienza. diversa e stimolante. La cosa che ti è piaciuta di più? Veder crescere i ragazzi e vederli cambiare dal primo giorno all'ultimo. Nome. Valentina, 2 aggettivi per descrivere questa esperienza. entusiasmante e divertente. La cosa che ti è piaciuta di più? Mi è piaciuto un sacco stare con i ragazzi, conoscerli e fare con loro un sacco di attività che poi porteranno a casa per un bagaglio futuro loro. Nome. Maria, 2 aggettivi per descrivere questa esperienza. mistero e stupore. La cosa che ti è piaciuta di più? La collaborazione che si è creata all'interno del campo avventura e anche le testimonianze che si sono susseguite in questi giorni. Nome. Io sono Tony della GESCI di Venezia e qui sono venuto in qualità di cuoco. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più del campo? Allora, la cosa che mi ha colpito di più sono le persone ospitate, cioè tantissime persone competenti che hanno collaborato in maniera molto spontanea ma anche molto impegnata per la buona riuscita di questo campo, che secondo me è andato bene dal punto di vista dall'esterno, dal punto di vista della cucina, perché non ero nella pattuglia e quindi non so i particolari, però dal punto di vista esterno secondo me è andato molto bene. Nome. Chiara, 2 aggettivi per descrivere questa esperienza. Intensa e stimolante. La cosa che ti è piaciuta di più. Lo spirito di collaborazione che si è creato tra gli educatori e tra gli educatori e i ragazzi. Nome. Josi. 2 aggettivi per descrivere questa esperienza. Emozionante e selvaggia. La cosa che ti è piaciuta di più. Vedere tanti ragazzi che si sono avvicinati al mondo della protezione civile grazie allo staff che ha organizzato delle attività interessanti con le squadre di volontari.